Pastificio Foti. Da oltre 40 anni il piacere della pasta fresca. A Barcellona Pozzo di Gotto. Pastificio Foti. Cerchi o vuoi imparare uno strumento musicale? Ma che musica è quello che cerchi? Strumenti musicali, accessori, scuola di musica, sala prove e registrazione e libri per studio e divertimento. Ci trovi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Statale Sant'Antonino 377. Sul web www.machemusica.net. Buongiorno amici di musica e dintorni, siamo pronti per un nuovo appuntamento. Anna, sveli tu il luogo in cui ci troviamo? Sì, ci troviamo a Montagna Reale. Bene, un bellissimo paese. Vi ricordiamo anche dove siamo stati finora? Sì, a Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, Santa Teresa di Riva e Sinagra. Bene, tra poco conosceremo il sindaco. Oppure Anna, ci siamo informati, si può dire anche sindaca? Sindaca, sì. Bene, ma prima accendiamo la radio, come ormai d'abitudine, vi lasciamo in compagnia di Santino Gugliotta. Noi intanto parcheggiamo, Ciao. ciao! La radio in TV anche oggi, non possiamo mancare, viene spalancata questa finestra all'interno di questa trasmissione che sta avendo un grande successo, quindi facciamo i complimenti intanto a noi stessi, facciamo i complimenti a Giuseppe e a Maria, ma a tutto lo staff naturalmente che compone questa trasmissione. Anche oggi un ospite e quindi salutiamo chi? Dara De Gaetano. Dara De Gaetano, qual è il cognome? De Gaetano. È il nome Dara? Sì. Allora Dara, anche tu fatti conoscere dal nostro grande pubblico. Allora, sono Dara De Gaetano, vengo da Barcellona. Chi sei? Non ho capito. Dara De Gaetano. Dara De Gaetano. Vengo da Barcellona Pozzo di Gotto, sì, in provincia di Messina, e ho 17 anni. 17 anni, non si direbbe proprio. Quindi tu non frequenti l'università? No. Ancora no. No, ancora no. Per fortuna non la frequenti, dico, con i tempi che corrono, cara Dara. C'hai un sogno nel cassetto, come si suol dire, una cosa che ti piacerebbe fare in futuro? Medico. Il medico. No, dicevamo fuori diretta di una cosa che ha a che fare con i medici, no, ne parlavamo in senso positivo. Va bene, Dara, glissiamo, cambiamo argomento che sicuramente è meglio. Mentre tu continui a ridere, naturalmente questo farà piacere ai nostri telespettatori, ti vorrei chiedere musica e dintorni. E tu che mi rispondi? Allora, per me musica e dintorni è un modo per valorizzare il nostro territorio e anche gli artisti locali. Mai nessuna che finora mi abbia detto mi ricorda Giuseppe Santamaria, questa è una cosa grave. Comunque ne riparleremo più in là. Adesso Dara De Gaetano ci farà ascoltare una canzone straordinaria di una delle interpreti italiane sicuramente più brave e apprezzate. Oltretutto dovremmo salutare una nostra collega Alessia Micale, perché la cantante di qui sopra è Fiorella Mannoia e la canzone è Quello che le donne non dicono.
fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. Non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Giornate a mare e lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanchi e neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Fretta vanno via le giornate senza fine, silenzi che familiarità e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche e neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Avanti. Permesso? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Salve signor Sindaco, Buongiorno. grazie Prego, intanto siamo di averci ospitato nella sua montagna reale e adesso ce la presenti. Grazie a voi per aver accettato questa nostra ospitalità qui a Montagna Reale. È un paese di circa 1700 abitanti, si trova a 300 metri sul livello del mare, a 4 chilometri dall'asse autostradale, quindi molto vicina alla cittadina di Patti, e presenta un'estensione territoriale notevole ed è caratterizzata dalla presenza di numerose contrade, tutte abitate, che questa caratteristica, diciamo, è una caratteristica più importante in quanto consente a tutto il territorio che ha delle potenzialità diverse. In una zona per esempio troviamo la castagna, in un'altra zona troviamo le ciliegie,
Questi aspetti, e soprattutto negli ultimi anni, si è in qualche modo fatto sì che si potessero potenziare e valorizzare queste attività agricole. Un ritorno all'agricoltura, se così possiamo dire, in quanto è stato riconosciuto che la caratteristica più importante del comune di Montagnareale, insieme a tutto quanto poi si è mosso attorno a questo mondo, è l'agricoltura. E quindi diciamo che anche le feste che si muovevano attorno a questi prodotti, andiamo dalla Sagra della Castagna che è giunta adesso alla 41esima edizione, alla Festa della Ciliegia che è giunta alla 7ª edizione, oppure alla Sagra dei Maccheroni al Mulino, via dicendo, sono tutte state attività che mentre prima venivano viste semplicemente come un momento di animazione in una giornata dell'anno, e adesso sono stati diciamo, configurati in un aspetto completamente diverso che vede anche la potenzialità da un punto di vista economico di questi prodotti. Ecco allora che, preso atto che la castagna è un prodotto che caratterizza la stagione autunnale, la ciliegia è la stagione primaverile, il grano diciamo, va dal mese di dicembre al mese di agosto, ecco che sposando quel progetto della destagionalizzazione del turismo si è visto anche come in realtà il territorio già presenta delle potenzialità tali da poter rappresentare un'attrattiva in diversi periodi dell'anno. Questo è anche motivo di orgoglio per questa amministrazione, in quanto abbiamo partecipato a dei bandi europei e in particolare giovani protagonisti di sé del territorio, che coinvolge ragazzi dai 18 ai 30 anni e che hanno avuto la possibilità di acquisire finanziamenti proprio per valorizzare questi prodotti e, se mi permetto di dire, anche di cominciare a credere in queste potenzialità, in queste suscettibilità del nostro territorio. Abbiamo un paese che dispone di numerosi impianti sportivi, che è quello che i giovani arrivando in un paese cercano, o le persone anche anziane, o comunque ormai lo sport rappresenta diciamo, l'attività più importante, l'hobby più importante che oppure lo fanno anche per professionalmente, e qui abbiamo avuto la possibilità di ospitare la pallavolo, il tennis, il nuoto, abbiamo avuto anche dei campioni di nuoto, per cui ecco, la sentieristica. Da un punto di vista culturale abbiamo mulini, palmenti, frantoi, le potenzialità ci sono. Per il futuro secondo me occorre che i giovani prendano coscienza di quello che effettivamente il territorio ha e che ovviamente si rimboccano le maniche per lavorare, ecco, perché ovviamente ci saranno dei sacrifici, non sarà semplice attivare questa macchina, perché mi sento di dire in questo momento partiamo, ecco, noi abbiamo creato il tessuto su cui bisognerà lavorare. Le sue parole ci hanno veramente fatto riflettere e anche incuriosire. Vediamo infatti Giuseppe dove si trova con il primo ospite. Bene, grazie Anna e grazie anche ad Anna Sidoti. Oggi due Anne sedute alla scrivania. Conosciamo allora il primo ospite di questo appuntamento a Montagnareale, il professor Princiotta, che io saluto e ringrazio. Anche perché mi ha detto il sindaco che lei è un'enciclopedia vivente, sa tutto della storia. Un po' esagerato, ad ogni modo cerco di fare quel che è possibile, tenuto conto fra l'altro che sulla storia di questo paese ben poco si è tirato fuori. Allora tiriamo fuori qualcosa e la raccontiamo al nostro pubblico. Ci sono due notazioni che non sono onestamente mie, sono di una ragazza laureanda di Montagnareale, Melania, e mi sarebbe piaciuto che fosse qua oggi, la quale ha notato due particolari. Questo è un paesetto di oggi di 1700 abitanti, ma nell'epoca della quale io sto parlando, 1600, erano appena 400-450 anime. Appare certamente strano che un paesetto di 450 anime, almeno per un periodo molto limitato, non più di 6 mesi, sia diventata città demaniale. Pensa un po', questa è una curiosità. È una curiosità che fino ad oggi non è stata mai emessa, grazie a questa brava ragazza l'ha tirata fuori. La seconda curiosità qual è? Perché questo succede? Succede perché separando questa parte di territorio di Patti, facendola diventare libero paese demaniale, e naturalmente vi è un sottofondo, uno scopo particolare, vi è un signore che compra questo territorio e diventa duca di Montagnareale. L'altra notazione che io devo fare, al di là di come il ducato sia stato retto, altre eccetera eccetera, per cui la storia ne verrà fuori per opera di questa ragazza, il fatto importante che io perlomeno ho rilevato è questo:
questo signor Duca, pur essendo duca di un paesino così piccolo, era forse il personaggio più importante del Regno di Sicilia dopo il viceré, perché niente poco di meno aveva moltissimi incarichi, ma l'incarico fondamentale era rappresentante del Regno d'Italia a Madrid, il supremo rappresentante del Consiglio d'Italia. Abbiamo dato veramente un'informazione storica particolare. Adesso noi invece ci troviamo in un luogo che è assolutamente da visitare qui a Montagnareale, che è Mulino di Capo. Beh, intanto diremo subito che ci troviamo nel torrente Montagnareale, che altrimenti è detto la Valle dei Mulini. Sì. Per quale ragione? Perché in questa valle, almeno io nel 1996, Sì. mi fece una bella escursione dall'alto in basso fino ad arrivare a Patte e ho trovato almeno tracce più o meno evidenti, anche consistenti a volte, di ben 9 mulini. Quindi immaginate voi Certo. che tipo di... E questo naturalmente ci porta ad una considerazione: quanto frumento si doveva produrre. Certo. Il mulino meglio conservato evidentemente è questo, Sì. che pur essendo chiamato Mulino di Capo, non è in effetti Mulino di Capo, perché prima di questo ce n'era un altro che è stato già recuperato, sia pure senza le strutture che questo, Certo. che questo è. Una particolarità di questa struttura è che il piano superiore era l'abitazione del mugnaio. Esatto. E questo ancora che cosa ci dice? Che l'attività del mulino era frenetica, che non Certo. c'era tempo. E noi sappiamo una cosa, che c'è un grande, non solo la grande cisterna, che a quanto sappiamo è la più consistente di tutti i mulini che noi conosciamo. Mi pare che la sua altezza è oltre i 15 metri addirittura, quindi un volume notevole di acqua. Sopra ancora vi sono dei cosiddetti fossati di riserva che venivano utilizzati per riempire, ma l'acqua viene dall'alto, quindi capitava pure che a un certo punto l'acqua veniva meno e allora bisognava aspettare che si riempissero questi fossati. Certo. Il mugnaio aveva una cosiddetta brogna, Sì. non so, è un termine mi pare già noto questo. Sì, sì. Ma diciamolo per chi non lo conosce. È il guscio di un animale marino che veniva adoperato come megafono. Sì. E quindi emetteva un suono che si ripercuoteva per tutta la valle, e quindi già la gente sapeva che il mulino era in funzione anche la notte. Mamma mia. Ma lei veramente sa tante cose, per cui vi diamo già un'altra indicazione: se venite a Montagnareale a scoprire queste bellezze, chiedete in paese del professor Princiotto e lui vi guiderà assolutamente. Noi intanto disponibilità assoluta. Noi intanto abbiamo visto queste immagini. Posso anche aggiungere che il mulino fa da cornice a numerose manifestazioni, così delle serate danzanti, insomma ci si diverte anche qua perché l'aria è buona, e poi all'interno troviamo un piccolo museo che le nostre telecamere vi hanno già, diciamo così, mostrato. Noi col professore Princiotta ci rivedremo per i saluti finali. Intanto andiamo con la musica e arriva naturalmente il gruppo Atmosfera Blu, in particolare la voce di Anna. Noi ci vediamo dopo, ma intanto io la ringrazio ancora. A dopo, grazie. Cambio faccia, cambio modo di pensare, se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il viso mentre ridi e dici che la pioggia è più dolce. La paura, se mi tieni in un tuo abbraccio, riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Disegni una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me, e in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore, solo se mi baci e non sentire bisogno più di niente.
grado di cambiare il mondo che non ero in grado di vedere. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Disegni una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire bisogno più di niente. Disegno una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire bisogno più di niente. Anna e Alberto. Grazie. Sala ricevimenti Tempio di Giove. Il banchetto delle tue nozze è organizzato in un luogo ideale e raffinato affinché diventi un matrimonio da sogno. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Ampi locali, rinomata cucina, dove eleganza e professionalità sono al tuo servizio per un giorno unico e irripetibile. L'incantevole giardino, curato in ogni particolare, fa da cornice a una suggestiva cascata, divenendo uno scenario naturale per le tue foto. Tempio di Giove, via Catania 6, Mongiove di Patti, Messina. Telefono 0941 31 76 30. Dalla musica torniamo ai dintorni. La musica naturalmente con un momento tratto dall'ultimo tour estivo di Atmosfera Blu, cioè noi del 2015, quindi sentite la voce di Anna per quello che è il suo mestiere, e cioè cantare. E spettacolo che presto farà tappa anche qui a Montagnareale. Stiamo già discutendo dei dettagli. Io a questo punto vi presento il nostro secondo ospite che ci illustrerà, ci farà vedere degli scorci meravigliosi, è il ragioniere Sidoti, e mi complimento subito per i baffi. Complimenti, buongiorno e grazie. Molte grazie. Ligura dei baffi? Io Ligura i baffi, sì. Assolutamente. Cerco di tenerli sempre in. Sempre in, giusto. Montagnareale è veramente, stiamo ammirando degli scorci straordinari, e quindi non possiamo non citare due chiese che hanno molto da raccontare. Cominciamo con la chiesa dedicata a Maria Santissima delle Grazie. Sì, è la chiesa madre, si trova nel centro storico del paese, è la chiesa di Maria Santissima delle Grazie, dove appunto c'è la Madonna di fattura caginiana, tutta in marmo. La Madonna Maria Santissima delle Grazie è molto venerata sia dai naturali che dagli abitanti dei paesi viciniori. Caratteristica è la processione. Che si svolge il 15 di agosto. Sempre il 15 di agosto. Per quanto riguarda le funzioni religiose, praticamente iniziano la domenica precedente la festa del 15 agosto,
con il trasferimento della Madonna sulla vara e si conclude la domenica successiva della festa col ritorno della statua nell'ara votiva. La caratteristica principale di questa processione? Sì, di questa processione è praticamente è detta la processione dei flagellati o flagellanti, perché in effetti è una processione penitenziale che si svolge con inizio alle ore 18. Alle ore 18 ci sono gli uomini, tutti vestiti di bianco, attualmente sono 20, una volta gli uomini erano molti di più, si davano il cambio. Dunque c'è una prima e una seconda parte. Una prima parte dove, a metà messa così verso l'omelia, il crocifero, il portatore della croce, che guarda caso sono io, per eredità, insomma, la portava mio padre, mio nonno, mio bisnonno, eccetera. Quindi c'è tanta tradizione e tanta ereditarietà in questa processione. In questa processione. E quindi appunto in questa prima parte, metà messa, noi partiamo col prete e la banda e veniamo a prendere gli uomini che stazionano, si fermano qui davanti alla chiesa di Santa Caterina, vestiti di bianco, scalzi, messi su doppia fila, praticamente aspettano il crocifero, praticamente aspettano la croce, aspettano Gesù che li va a prendere e li porta dalla madre per portare la sua statua, questo è il compito. E la processione è molto sentita, sia questa prima parte che la seconda, si è molto sentita, infatti gli uomini incedono lentamente col crocifero in testa e vanno verso la chiesa abbattendosi le spalle con le catene, ecco, flagellanti, appunto da questo, sì, per questo, battendosi le spalle con le catene, cioè dire catene che sono di costruzione metallica con maglie e anelli, dalla destra alla sinistra, la spalla destra alla spalla sinistra, in segno di penitenza. Una volta questa flagellazione era effettivamente reale. Era reale? Sì, sì, perché gli uomini erano a dorso nudo e avevano delle spine praticamente, insomma, quindi si battevano appunto flagellandosi, la flagellazione era effettiva. E adesso è puramente virtuale. Puramente virtuale, certo. Però il sentimento è quello. Il sentimento è quello. Sì. Noi intanto stiamo mostrando ai nostri telespettatori, ecco, dei dettagli di questa processione e quindi li invitiamo naturalmente a vederla di presenza. Quindi abbiamo accennato e abbiamo dato degli spunti importanti. Noi invece in questo momento ci troviamo di fronte ad un'altra chiesa importante che è quella dedicata e intitolata a San Sebastiano. Sebastiano, sì. La chiesa di San Sebastiano che sorge su questa collinetta. È la chiesa, possiamo dire, la più antica qua del comprensorio cittadino. C'è qualche altra chiesa nelle frazioni antica pure, ma questa, diciamo, qua è la più antica. È un culto molto sentito quello di San Sebastiano, praticamente. Noi, anche perché io, ecco, ho preso degli appunti che la nostra autrice Mariangela ci scrive, e da qui si snodano i sentieri dello spirito, luoghi dove sono stati collocati due busti, rispettivamente di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. Infatti noi affettuosamente lo chiamiamo l'angolo della fede. Di fronte alla chiesetta è stata anche collocata un'altra grande statua che è quella del Cristo risorto. Quello del Cristo risorto. Diciamo che queste collocazioni sono state fatte ad opera dell'ex sindaco Nino Sidoti. Benissimo. Io la ringrazio perché lei è stato veramente molto descrittivo. Io voglio citare una cosa importante che i nostri telespettatori, ma soprattutto chi andrà online, vedrà, e cioè il ragioniere Sidoti ogni anno scrive di suo pugno una poesia dedicata appunto alla processione e noi sul sito internet pubblicheremo l'ultima poesia che ha scritto, quindi nel 2015, e poi andando avanti scopriremo tutte queste bellezze. Noi ci vediamo sicuramente dopo per i saluti finali. Io intanto la ringrazio e quindi mi raccomando, chi verrà a visitare Montagna Reale, cercatelo, lo riconoscerete dai baffi. Grazie, ci vediamo dopo. Grazie. Grazie a loro. Giuseppe, ti sei fatto prendere dai baffi del ragioniere Sidoti e ti sei dimenticato di dare la linea a Santino Gugliotta. E vabbè, dai, lo faccio io. Andiamo su Radio Italia anni 60. Radio in TV con gli Atmosfera Blu, addirittura la rima baciata anche oggi in questo spazio che parte dalla radio, arriva in televisione un ospite. E che ospite? Salutiamo chi?
Elisa Crisafulli. Elisa Crisafulli. Da dove vieni, Elisa? Da Castroreale. Da Castroreale, in provincia di Messina forse? Sì, sì. Elisa, possiamo chiederti, non proprio come gentiluomini, quanti anni hai? 21. 21 anni. Non mi dire che frequenti l'università. No, ho smesso di frequentare l'università. Ci avevo provato. Sei stata perspicace, sì, veramente. Sì. Allora, ti diletti da molto nel canto? Da un annetto circa. Sì. Un annetto sì, circa. Sì, lo fai sì, per passione? Sì, sì, perché mi piace abbastanza. Avevo iniziato già quando andavo, diciamo, alle scuole medie, già mi iniziava a piacere e quindi ho continuato questa strada. E quindi noi ti auguriamo che tu la possa proseguire anche con un successo questa strada. Cara Elisa, anche per te c'è una domanda che ormai è diventata una domanda rituale, una sorta di mantra, no? Hai capito che non è una brutta parola. Si è venuta così, proprio spontanea. Musica più dintorni? Musica e dintorni è un punto di partenza dove, diciamo, iniziamo a fare qualcosa e portiamo la musica nel territorio, facciamo conoscere il nostro territorio. Tu pensi di poter continuare con Giuseppe Santamaria e Company? Sì, credo di potercela fare anche questa volta. Vabbè, vuol dire che tu, a prescindere e controcorrente rispetto al titolo della canzone che interpreti, credi ai miracoli. Sì. Perché Elisa Crisafulli ci farà ascoltare la sua particolare versione proprio di Non credo nei miracoli di Laura Bono. Nei miracoli, tu sei stato per me l'eccezione, anche solo per un attimo, ma sai che ci ho creduto in noi. Ma io vivo nel ricordo che sgomitando si fa spazio in me di un amore che purtroppo non sei te. Dolce stella, non tremare, ci ho provato, ma non posso più farti male, farmi male. Tutto questo dimmi che senso ha. Spacchiamo il mondo io e te. Ho il cuore pieno di noi, ma perché non riesco ad innamorarmi di te? Perché tu mi stringi un nodo in gola, mi fa quasi male a respirare. Mentre mi difendo sento che vorrei proteggerti da me. Ti ho lasciato, ti ho ripreso, troppe volte ho perso il conto, ma tu sempre lì. Farti male, mi fa male. Tutto questo dimmi che senso ha. Ti muovi dentro di me, intenso odore di noi, coi tuoi sguardi che accarezzano l'animale in me. Speciale il mondo con te, che bello il buio con te. Ma perché non riesco a viverti come io vorrei, come vorrei. Io non credo nei miracoli, se potessi tu sorprendermi.
Eccoci al gran completo. Che dire, di solito quando si finisce uno spettacolo, una puntata, insomma si è quasi contenti perché si è alla fine della fatica. Noi invece con Musica e dintorni non ci stiamo stancando affatto, perché stiamo vedendo delle meraviglie incredibili. Oggi veramente abbiamo scoperto delle cose che noi non conoscevamo, quindi immagino, e parlando abbiamo scoperto che anche purtroppo ancora questa è una piccola piaga da eliminare, che molte volte anche i paesani non conoscono quello che il loro paese offre. Quindi anche questo è lo scopo di Musica e dintorni, per cui io ringrazio il sindaco, ringrazio il professore Princiotta, la signora Pizzo che ho disturbato all'infinito con i messaggi, ma alla fine abbiamo portato a casa un grande risultato, e naturalmente il vice sindaco e poi il ragioniere Sidoti per la compagnia. Il sindaco l'abbiamo conosciuto all'inizio e adesso chiuderemo questa puntata con il sindaco con le domande, chiamiamole standard, che porgiamo a tutti. Sindaco, Montagna Reale in dialetto. Montagna Reale in dialetto è a montagna. A montagna. E invece il turista che viene a Montagna Reale, oltre a vedere tutte le straordinarie bellezze, cosa deve assaggiare? Assaggiare sicuramente abbiamo delle paste di mandorla molto buone, squisite, ecco, che è una nostra tipicità. Abbastanza recentemente abbiamo anche inventato un dolce di Montagna Reale ed è nato proprio dalla collaborazione della cittadinanza e di tutti quanti, ecco, hanno avuto qualche idea, un contributo per ideare questo dolce di Montagna Reale, ed è un dolce che alla fine, ecco, contiene tutti gli ingredienti tipici nostri, per cui abbiamo fatto, mi permetto di dire, una base e una crostata, una base di farina di grano e farina di castagne, e poi alla fine a quadrotti invece abbiamo fatto sopra una decorazione con della marmellata base di ciliegie e col miele, e il tutto cosparso di nocciole tritate, di nocciole tritate. Quindi diciamo che contiene tutte le nostre, tutti gli ingredienti, ed è gustosissima, è buonissima, la possono fare tutti comunque, quindi è nostra. Abbiamo dato anche la ricetta, sindaco, scusi, così dico, si poteva svelare? Sì, si poteva svelare. Assolutamente. Svelare. Dobbiamo promuovere il nostro territorio e quindi i nostri ingredienti, i nostri prodotti. Assolutamente sì. E quindi per noi va bene così. Il proverbio, la frase tipica di Montagna Reale c'è? La frase tipica certamente sì, e che racchiude veramente, condensa, ecco, il tutto, ed è: montagnari, cannisci, piccioli e ranni, maisci. Che significa? Lo spieghiamo per chi non conosce il dialetto. Allora significa che i montagnaralesi, che sono i cittadini di Montagna Reale, piccoli e grandi, nel realizzare i canestri sono tutti dei maestri. Avete capito? Quindi veramente altro che ricette, cioè si parla di mangiare perché dobbiamo mangiare, però stanno uscendo fuori tante belle dritte, tanti insegnamenti coi proverbi che sicuramente sono fondamentali nel cammino della vita. Anna, veramente oggi è stato un bel appuntamento. Oggi una puntata veramente ricchissima, come d'altronde tutte le altre puntate che già abbiamo visto, e vi invitiamo a vederle proprio sul sito www.musicaedintorni.eu. Mi raccomando. Bene, adesso non ci resta davvero che salutarvi, vi ringraziamo. Grazie. Seguiteci, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Montagna Reale. Ciao! Ciao. Macelleria Salumeria Tomasello. Sapori di Sicilia. Carni selezionate di qualità e preparati gustosissimi ogni giorno. La tradizione e l'esperienza tramandate da padre in figlio. Macelleria Salumeria Tomasello, a Barcellona Pozzo di Gotto.